Pizzette vegetariane, la mia versione con le melanzane grigliate. Si affettano le melanzane di uno spessore piuttosto largo e si pongono a grigliare su una piastra rovente. Molto importante sarà infatti cuocerle per bene sia da un lato che dall'altro. Si prende la salsa di pomodoro ciliegino e la si condisce semplicemente con dell'origano. Si dispongono tutte le fette pronte su una placca da forno rivestita con carta da forno. Si adagia su ciascuna fetta quanto basta di salsa di pomodoro ciliegino. E i dadini precedentemente tagliati di scamorza affumicata. Infine si completa con un filo d'olio extravergine d'oliva. Via in forno già caldo a 180 gradi per una quindicina circa di minuti. Pronte per andare in tavola come antipasto o secondo piatto vegetariano. Iscriviti al mio canale e condividi le mie ricette. Ciao!